Do sere ne restè, Caroline. Ai veneziani gran signori, Ecco, veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini maiagatti. E la finiva con Viene viene ancora ancora dei dei più più tristi, tristi, bergamaschi, bergamaschi, brusacristi. brusacristi. E t'ho visto che l'ho imparà. Sì, ma perché bergamaschi brusacristi? Non te ne scappa una. Nel 1448, Caroline, i bergamaschi ghibellini gli entrè coi soldè nel Duomo de Crema e gli ha brusan Cristo per ripicca contro i guelfi suoi nemici, che le trattava come pesse da pie. È una brutta storia. La leggenda la dice che il Cristo l'ha tratto i piedi e la piegai de nocci per non brusarse. Pensa, e le è ancora lì in quella posizione. Si è ritirato i piedi. Questa è la storia, Caroline. I nostri vecchi, infatti, coi proverbi, noi tramandava solo la saggezza popolare, informazioni utili per la famiglia, per insegnare come si sta al mondo, ma i tramandava anche la storia di una civiltà. Mica tutti poteva permettersi di mandare i fioi a studiare sui libri, agere i campi da coltivare all'epoca, e che era il problema di portare a casa il pan a fine giornata, Caroline. E i proverbi, sempre lori, era la maniera migliore, più divertente e semplice per tenere vive le nostre raise. E adesso purtroppo ste tradizioni non podrio perdersi. Te vedi infatti che in pochi d'opera i proverbi. La gente la preferisce cantare Tiziano Ferro sotto la doccia o i tormentoni della TV. Se che avessi avuto Tiziano Ferro all'epoca, i vicentini, noi Gavaria avevo bisogno di chiamare i veneziani per parar via i ratti. Bastava mettere su in strada le sue canzoni a tutto volume. E allora, Dino, come si fa a tener vive le tradizioni? Ci vorrebbe un miracolo. Sì, che vorrei un santo che fa i miracoli. Ciga il santo ganca il miracolo, dice il proverbio. E quale santo? Gliene tanti de santi. Mi viene in mente i santi delle sagre, ma probabilmente il più famoso nella nostra zona è Sant'Antonio da Padova. Ha un gran santo. E allora andiamo a Padova al santo. E non è mica solo Sant'Antonio a Padova, seto Caroline. I padovani, gran dottori mica per niente, i la pensa bella. Già chi aveva un santo, gli ha detto, ben può darsene avergene anche altri. Pensa che a Sant'Antonio, che è la lingua appunto di Sant'Antonio, ma non bastava la lingua, i cacava anche la tunica. Poi mi contenti della tunica, i anche il cuoio cappelluto. E poi non che bastava Sant'Antonio, allora i anche il cavei della Madonna, e della Maddalena, le spine della corona, i tocchi della croce de Cristo. Insomma, teccate di tutto. Beh, è bello che ci sia devozione, sai, Dino. Ma in effetti i preti sono un po' furbacchioni. Come dice il proverbio, se voli vedere il diluvio universal, metti 12 preti a tavola di snar. Andiamo a mangiare, Dino. Mi è venuta fame. Baccalà alla Vicentina, buon dessere de mattina. Mi offri un piattino di polente e baccalà al ristorante qui dietro? Matti al massimo te pago una cena de Colombo arrosto. Che schifo! Scherzeto, dice il proverbio, mese di agosto Colombo rosto. Vedeto Caroline, tutto è nato nel 1848, mese di agosto. A Venezia si pativa una gran fame. E allora... Shh, Dino, silenzio. Ora portami fuori di qui, va bene? butto farme star zitto. Sì, Dino. E se non riesco, te sero in una camera e butto via la chiave. Caroline, ricorda, né la malattia né la preson fa diventare l'uomo bon. Oste, fammi un spris prima de cena.